Ben ritrovati dalla redazione. Malore fatale durante un'escursione in montagna. È successo ieri a un tristino di 59 anni durante un'escursione. Il suo nome era Massimo Bellini. Il tragico evento si è verificato sul monte Zermola, sulle Alpi Carniche, appena sotto l'attacco della ferrata sopra Casera Zermola, in località La Scalas, in zona boschiva, ad una quota di circa 1100 metri. L'uomo si è accasciato a terra e la moglie che era con lui ha attivato i soccorsi chiamando il 912 sul posto. La stazione di Forniavolte del soccorso alpino e l'elisoccorso regionale con il 118. I due escursionisti avevano percorso un sentiero attrezzato e si trovavano sul rientro in salita che li avrebbe riportati sulla strada asfaltata per raggiungere poi di nuovo il luogo di partenza e la macchina. Quella che doveva essere una serata di svago nel cuore di Cussignacco si è trasformata in tragedia. Roberto Sant'Anastaso, 60 anni, residente a Udine, si trovava in piazza Papa Giovanni XXIII, nei pressi dell'ingresso della sagra paesana, che è cominciata proprio in questi giorni, quando improvvisamente è stato colto da un malore. Immediato l'intervento dei sanitari, che hanno cominciato in tempi rapidissimi le manovre di rianimazione anche con l'uso del defibrillatore, proseguendo anche durante il trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ogni sforzo però si è rivelato vano. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I topi di appartamento colpiscono ancora Saranzano, in via dei Madrani, la stessa che era stata oggetto di raid lo scorso marzo. Ignoti sono entrati in un'abitazione durante la mattinata dello scorso venerdì, mentre i proprietari non erano in casa. I ladri hanno forzato una porta, la finestra, ma non sono riusciti a rubare altro che una stecca di sigarette e un borsello vuoto. Una volta tornati a casa, i proprietari hanno chiamato il numero di emergenza e sul posto è intervenuto il nucleo radiomobile dei carabinieri di Monfalcone. A quel punto, tuttavia, i malintenzionati si erano già dileguati. La zona è stata presa di mira probabilmente perché confinante con un campo incolto, ideale per la fuga. Arriva il contributo regionale per la ristrutturazione degli immobili privati, potrà essere erogata fino alla metà della spesa ammissibile secondo una procedura chiara e semplificata al massimo, come specificato dall'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante. Da oggi possono essere infatti presentate le domande di contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per la realizzazione di unità immobiliari con categoria da A1 a 7 o A11 situati nel territorio regionale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi tempo stabile su pianure costa, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per qualche velatura pomeridiana sulla zona montana, cielo poco nuvoloso variabile per la formazione di cumuli dalle ore centrali. Bora debole fino al mattino, poi venti di brezza, temperature minime in pianura fra 12 e 16 gradi, sulla costa fra 16 e 19, le massime in pianura fra 26 e 28 gradi, sulla costa fra 24 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.